Buongiorno cari amici di Calcio Napoli 24 TV. Simeone, Raspadori e il caso Meret. Sono questi i temi principali del nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa di questo 11 agosto del 2022. Tra 4 giorni il Napoli farà il suo esordio in campionato in casa del Verona. Ringrazio regia Emanuele Bernardo. Quest'oggi saremo sempre a parlare degli articoli e dei principali quotidiani sportivi dove il calciomercato tiene ancora banco perché il Napoli è al lavoro. Il Napoli è al lavoro per colmare alcune lacune all'interno della rosa, per soddisfare anche le richieste di Spalletti dopo diverse partenze. Tiene banco il caso Raspadori col Sassuolo che cerca di alzare la posta in palio, cerca di ottenere il massimo dalla cessione del suo gioiellino cresciuto nella primavera del Sassuolo, e Napoli che invece cerca anche di mettere a segno il colpo Simeone dopo aver diciamo così completato ai dettagli la cessione di Petagna. Ma andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi partendo dalla Gazzetta dello Sport. La Rosea di Milano, come di consueto, regala il taglio centrale a quelle che sono le trattative delle due milanesi. Oggi lo dedica all'Inter col titolo "Il salva Skriniar, restare in difesa, rischio da evitare". Skriniar che, come sappiamo, è stato un difensore al centro di alcune trattative con cifre abbastanza alte tra PSG ed Inter. Taglio alto, Pinamonti dall'Inter va al Sassuolo, i conti nerazzurri migliorano, basterà per tenere lo slovacco in caso di assalto di PSG. Di fatto qua viene messa in evidenza l'esigenza che c'era di vedere Skriniar per mettere a posto un po' i conti della società. Ora con la cessione di Pinamonti questa non sembra essere più una priorità. Taglio alto della Gazzetta, c'è Benitez a bordo campo, ovvero un'intervista nella quale parla del campionato italiano, Inzaghi e Allegri in pole, bella la Roma con Dybala. Queste le parole dell'ex tecnico del Napoli e l'ex tecnico anche dell'Inter. Taglio centrale, Coppa e nuovo record, Ancelotti merita il 10. Ieri Real Madrid ha conquistato la Supercoppa europea. Di spalla, la Juve è tutto su Depay, i bianconeri restano avanti, il Toro insiste all'attacco, preso anche Miranchuk, il richiamo a Napoli, e invece sul taglio sinistro Napoli volata per Raspadori, poi dopo si chiuderà con Simeone. Questa è la Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere. Taglio alto, il titolo dedicato a Raspadori Napoli, alla trattativa Raspa, 33 milioni, ultimatum Napoli, alzata l'offerta, il Sassuolo vacilla, Carnevali di essere Sassuolo prende Pinamonti dall'Inter e si prepara quindi a cedere l'attaccante De Laurentiis, potrebbe arrivare fino a 35 milioni. Intanto congelato Simeone, a Spalletti serve un centrocampista, due sono i nomi, Dombele e Barak del Verona. Di spalla invece Juve, Kostic oggi, Depay è pronto e Fagioli rinnova. Il Milan si blinda Tomori fino al 2027, quindi firma vicino sul rinnovo per il difensore. Alaba e Benzema 2-0 all'Eintracht, il triplete di Ancelotti, la Supercoppa al Real. Invece di pancia, diciamo lato basso della prima pagina, c'è un richiamo per Dybala e Kvaratskhelia, il bello del nuovo, le pagelle estive dei protagonisti del mercato, quindi soprattutto il colpo di Dybala alla Roma, e poi c'è il richiamo all'acquisto del Napoli su Kvaratskhelia. Andiamo invece a vedere la prima pagina di Tutto Sport. Martial, Depay, Max scarta il
regalo, toni entusiastici quindi per il mercato della Juventus, che addirittura si parla anche di Martial, di questa prima punta del Manchester United, mentre Depay del Barcellona oggi Allegri festeggia 55 anni e riceve Kostic, a che alle 9 sbarca a Torino. Ma alla Juve è già concentrata sul ballottaggio fra le punte. Rabiot United più vicino, ma la mamma non ha ancora detto sì, intanto Fagioli rinnova fino al 2026, di spalla Vlasic, caos, poi l'accordo, il Toro prende anche Miranchuk, lite con il West Ham nella notte, poi la schiarita, oggi le firme in difesa, intesa con Schurz dell'Ajax e così anche il centrale svedese, nessun richiamo al mercato del Napoli, come potete vedere dalla prima pagina di Tutto Sport. Procediamo ora con ordine su quelle che sono le principali trattative del Napoli. Quella più calda riguarda quella sull'asse col Sassuolo, col DS Carnevali, in particolare, come sappiamo, questa trattativa che va avanti ormai da una decina di giorni. Sappiamo che il Sassuolo è una bottega cara e non è semplice trattare, almeno per il Napoli, quindi sul tavolo c'è sempre il nome di Giacomo Raspadori. Tra richiesta ed offerta c'è ancora distanza, così andiamo a leggere la prima notizia che viene riportata dal Corriere dello Sport. C'è un'ultima offerta da parte di De Laurentiis, rilancio super per Raspadori, ADL categorico con il Sassuolo. Gli azzurri, come si legge dal Corriere dello Sport, hanno portato la proposta a 33 milioni compresi bonus al Sassuolo, che adesso deve far sapere a De Laurentiis se intende accettare oppure no. Il Napoli, oltre i 35 milioni, non andrà secondo il quotidiano. C'è poi un momento in cui, scrive il Corriere dello Sport, c'è poi un momento in cui bisogna mettere un punto. E sarà pure un desiderio folle che spinge al di là della razionalità, oppure un innamoramento bruciante, ma il limite stavolta non è la passione, ma la voce del bilancio che soffoca quella del cuore, quindi ultima offerta. Non essendo riuscito a schiodare il Sassuolo dalle proprie legittime aspirazioni, dopo aver presentato una serie di proposte indecenti, il Napoli ha scelto di osare, dare un ulteriore strappo alle più 5 di bonus agevoli, che fanno 33. Rappresentano quindi la frontiera oltre la quale sarà impossibile avventurarsi per regalarsi in tempi rapidi Giacomo Raspadori. Quindi si preannuncia una trattativa che sicuramente non verrà chiusa, diciamo, entro nei prossimi giorni, ma ci vorrà un po' di tempo in più per avviare verso la conclusione questa trattativa. La Gazzetta ci aggiorna che il Sassuolo apre alla cessione e ci sono ben 2 segnali che fanno ben sperare il Napoli, ovvero la volontà del calciatore di essere ceduto, ma anche insomma quella di trovare un accordo tra le 2 società. La Gazzetta scrive: niente giocatori in cambio, ma una base di 28 milioni di euro con 2 milioni di bonus legati alla qualificazione del Napoli in Champions e altri 3 milioni legati al rendimento dell'attaccante bolognese. All'ordo è una proposta di 33 milioni. Bene, ora il Sassuolo è disposto a chiudere la pratica se la società campana tocca almeno quota 30 milioni in parte fissa e aggiunge altri 5 di bonus. Insomma, la differenza è davvero di 2 milioni. Possibile a questo punto che l'affare non vada in porto, si chiede la Gazzetta. Insomma, le differenze si stanno limando. La giornata odierna pare decisiva, anche se Carnevali, diciamo dalla D Carnevali, arriva la disponibilità ad aspettare ancora. E anche questo è un segnale di apertura, visto che cade l'ultimatum posto lunedì e poi il Sassuolo rinuncia anche al diritto sulla rivendita. Si era parlato anche
di una percentuale di rivendita futura del Napoli da parte del Napoli di Raspadori, nel caso in cui venisse così rivenduto. Sempre la Gazzetta ci racconta anche un po' quelle che sono le volontà dei protagonisti di questa trattativa, in particolare quella di Raspadori. Gazzetta, Raspadori innamorato del progetto Napoli. Vi riveliamo quindi questo retroscena, andiamo a leggere nello specifico. In questi frangenti Raspadori ha chiesto con convinzione di essere ceduto e il suo agente Tullio Tinti si è prodigato per agevolare il dialogo tra i club. Non va sottovalutato infatti come gli azzurri siano forti dell'accordo economico con la punta nel giro della nazionale. Si parla di un quinquennale da 2 milioni e mezzo netti a stagione, in pratica sarebbe quasi un ingaggio triplicato per l'attaccante del Sassuolo. E su quest'asse sta portando i suoi frutti, a dimostrazione che Jack Raspadori si è innamorato del progetto azzurro. Questo per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Sassuolo. Alcuni quotidiani giustamente vanno anche oltre, perché questo calciatore è funzionale al progetto di Spalletti, è funzionale al modulo, e allora ci si chiede quale sarà la posizione in campo del giovane attaccante, come viene visto da Spalletti. In particolar modo la Gazzetta ci dice come cambia il Napoli con Raspadori e anche Simeone. Gazzetta svela i piani di Spalletti. Questo è il grafico. Con Vara, Raspadori e Simeone l'assetto d'attacco ha un potenziale superiore. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che disegna il Napoli di Spalletti con un 4-2-3-1, inserendo anche i probabili acquisti di Simeone e Raspadori, che cambierebbero non poco il volto della squadra. Insomma, inquadriamo anche il grafico della Gazzetta, che porta i nuovi acquisti con Raspadori praticamente alle spalle della prima punta, che sarà Osimhen, ma insomma in alcuni casi può sicuramente giocare anche Giovanni Simeone. Lato sinistro del campo va Raschela, quindi insomma ama attaccare lo spazio Raspadori, palla al piede, proprio insomma come una sottopunta che da 10 diventa 9 in un attimo, chiedendo triangolo al centravanti di turno, quindi ad Osimhen. Giacomino somiglia a Mertens per questo e per la capacità di inventarsi punta, ma rispetto a Driss ha meno colpi, meno ispirazioni, certo. In fase difensiva è una zanzara fastidiosa e questo Spalletti piace tanto perché gli serve uno così per attaccare gli avversari e ripartire velocemente. Questo insomma è il punto sulla trattativa che riguarda Giacomo Raspadori. Abbiamo quindi potuto vedere come il Sassuolo, club che ha già in cassa i soldi della cessione di Scamacca al West Ham per 40 milioni, abbia avuto, come dire, gioco facile a giocare al rialzo con il Napoli. Insomma, si parla anche di 35 milioni di richiesta da parte del club neroverde. Il Napoli sta cercando di mediare, di trovare una soluzione che vada bene per entrambi i club, parlando soprattutto sui bonus e quindi anche un po' dilazionando il pagamento dell'acquisto del giovane attaccante. Poi abbiamo visto anche la probabile posizione in campo, dato che in quel ruolo nel finale di stagione ha giocato Mertens, ad inizio campionato invece giocava Zielinski con risultati altalenanti, se non deludenti per certi punti di vista, ad esempio quello realizzativo. Quindi Raspadori andrebbe così ad occupare questo vuoto all'interno della casella della composizione dello schema tattico di, di Spalletti, mentre invece nella seconda parte Mertens insomma, ha fatto vedere ottime cose, insomma, forse in quel ruolo
è più adatto un brevilineo, una seconda punta proprio come Giacomo Raspadori. Noi ci fermiamo qui per questa prima parte di rassegna stampa. Nella seconda parte toccheremo altri temi ed altre trattative. Per adesso ci fermiamo per un piccolo spot pubblicitario. Bentornati alla seconda parte della rassegna stampa. Come insomma avete potuto vedere, abbiamo sviscerato quelle che sono i punti principali della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, che è insomma la trattativa calda del momento che tiene vivo, diciamo così, il calciomercato del Napoli. Napoli che deve prendere delle decisioni anche per quanto riguarda il ruolo del portiere. Di fatto Meret resta per adesso il portiere titolare del Napoli con Sirigu alle spalle, però diciamo che non smettono qui le voci circa un interessamento del Napoli per portieri di alto profilo. Quindi andiamo innanzitutto a vedere quello che è già un primo dubbio per la partita di Verona, la prima di campionato che si giocherà il 15 di agosto. Di fatto c'è il dubbio tra Meret e Sirigu che praticamente ha fatto le visite mediche questi giorni, ieri, e insomma già c'è questo dubbio. Cosa trapela a Castelvolturno sulla vicenda portieri? Ce lo dice il Corriere dello Sport, che scrive: Meret ha avvertito il clima di sfiducia che c'è intorno alla sua figura, altrimenti non sarebbe arrivato Sirigu e non sarebbero rimaste all'orizzonte le sagome di Navas e di Kepa. Il suo destino è legato all'evoluzione di quelle trattative che proseguono in parallelo e per Verona Spalletti trova pur decidere cosa inventarsi. Sirigu è appena arrivato a Castelvolturno, ha fatto in tempo, diciamo così, da annusare l'aria, però si è portato il lavoro avanti preparandosi da solo. Potrebbe bastare o anche no, dipenderà dalle condizioni di Meret e dagli spifferi di mercato che in questi giorni hanno animato, diciamo così, anche, non solo questi giorni, anche quello che è stato tutta l'estate del portiere azzurro. Scenari che possono anche prospettare delle situazioni
abbastanza clamorose per quanto riguarda la porta del Napoli, e lo sottolinea proprio la Gazzetta dello Sport, titolo che andiamo a leggere: clamoroso Meret, Gazzetta dice che potrebbe restare a Napoli addirittura da terzo portiere, uno scenario francamente paradossale, che trasformerebbe l'avventura di Meret in un incubo. Rischia quindi di restare addirittura come terzo portiere, ci dice la Gazzetta dello Sport. Il Napoli deve anche sistemare la questione portiere. Addirittura Sirigu, che sarà il secondo, va trovato un primo. Il Lizza sempre Kepa del Chelsea e Navas del PSG. Il paradosso è che in rosa c'è ancora Meret, che così si troverebbe di fatto come terzo portiere di Spalletti, e pensare che sarebbe pure campione d'Europa con l'Italia, proprio come Raspadori, lo stesso Sirigu, presto suoi nuovi compagni di squadra. Questo e per quanto riguarda la situazione portieri in casa Napoli. Come vedete, insomma, ci sono ancora alcune cose da sistemare, nonostante il campionato inizi tra 4 giorni praticamente per il Napoli. Quindi il calciomercato chiude il 1° settembre alle 8 di sera. Fino ad allora, diciamo, tante situazioni resteranno ancora in ballo, resteranno ancora in sospeso. Questo per quanto riguarda la vicenda Meret. L'altro fronte del calciomercato in entrata per il Napoli porta il nome di Giovanni Simeone. Andiamo quindi a leggere cosa è successo nella trattativa tra Napoli e Verona. Si legge di un dietrofront sull'asse Napoli-Verona per Simeone. L'arrivo di Raspadori esclude il Ciolito. Gli azzurri punterebbero su un ruolo diverso, e andiamo a leggere i nomi per quanto riguarda il Corriere dello Sport. Chi scrive: il Napoli non si è fermato, ha continuato a chiacchierare con il Verona per Simeone, che senza Raspadori arriverebbe, e praticamente in prestito con diritto di riscatto Simeone, stiamo parlando, e con il Super Jack però rischierebbe di restare fuori. Cioè, una volta acquistato Raspadori, Simeone risulterebbe quasi marginale come acquisto, visto la vastità del repertorio dell'attaccante del Sassuolo. A quel punto i soldi accantonati per Simeone finirebbero su un mediano destinato a sostituire Fabian Ruiz, uno che si chiami ad esempio Dombele del Tottenham o Barak proprio del Verona, o anche il costosissimo Szoboszlai. Questi sono i nomi per quanto riguarda la sostituzione di Fabian Ruiz, ma soprattutto si registra questa frenata per Simeone. Sempre per quanto riguarda l'affare Simeone, c'è il Corriere del Mezzogiorno che lega, come fatto fino adesso, l'arrivo o l'assalto a Simeone alla cessione di Petagna al Monza. Due affari che si tengono in piedi a vicenda, e l'uno potrebbe sbloccare l'altro. Mentre per Petagna è stato trovato l'accordo con il Monza, ci sono delle difficoltà proprio con il Verona. Così il Corriere del Mezzogiorno mette in evidenza che l'affare con Simeone è stato bloccato per un aspetto. Andiamo a leggere nello specifico. Petagna ieri mattina si è allenato a Castelvolturno, ma non ha ottenuto il via libera da De Laurentiis per trasferirsi al Monza, perché l'assalto al Ciolito non è ancora andato a segno. C'è un ostacolo sulla formula. Napoli insiste affinché il Verona accetti di cederlo in prestito con diritto di riscatto, senza che l'investimento per Simeone diventi invece un obbligo. È probabile che il Verona ceda al pressing di Giuntoli, anche perché non sembrano esserci all'orizzonte altre pretendenti per il Ciolito Simeone. Queste sono le notizie principali per quanto riguarda questa seconda trattativa del Napoli, ovvero per Giovanni Simeone. Andiamo invece a buttare un occhio su quella che è la situazione per quanto riguarda Fabian. Abbiamo parlato delle trattative col Paris Saint-Germain,
ma intanto si avvicina il match con il Verona, quindi è probabile che Fabian faccia assolutamente ancora parte del Napoli per la prima di campionato. Cosa succederà? Queste voci di mercato possono, come dire, disturbare l'ambiente, possono disturbare lo stesso calciatore e quindi ci sarà quindi da prendere una decisione che spetta a Spalletti. Quindi c'è uno scenario prospettato dal Corriere dello Sport: Fabian fuori con il Verona per le voci di mercato? Punto interrogativo. Andiamo a leggere cosa ci dice il quotidiano sportivo. Il discorso vale anche per Fabian Ruiz, che è veramente un niente dal PSG. La questione si può risolvere in fretta oppure leggermente più in là, perché il mercato aperto sino al 1° settembre tra le proprie storture concede la possibilità di riflettere, però un allenatore ha il dovere di avere gente libera mentalmente. Fabian sta bene, ma sta meglio Zilinski, che ha detto no al West Ham ed è deciso a giocarsi le proprie chance con il Napoli nel centrocampo a 3 attualmente. Quello probabile, quindi Napoli probabile che giochi a 3 a centrocampo, gli toccherebbe il ruolo che meglio gli sta addosso e quindi l'ipotesi che tocchi a lui va contemplata. Quindi probabile che a Verona si possa vedere diciamo Zilinski titolare e Fabian verso la panchina. Quest'oggi è stato anche una mattinata di rassegna stampa con una lunga intervista fatta al capitano dunque del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo ha lasciato una lunga intervista a Il Roma. Andiamo a leggere subito il titolo: Siamo forti e lo dimostreremo, dice Di Lorenzo. Fidatevi di noi. Vara salta tutti come birilli, ma un altro vi stupirà. Sugli addii di Koulibaly e Mertens vi dico una cosa. Ecco, andiamo a leggere nello specifico. Allora, gli viene chiesto come ci si sente capitano del Napoli, lui risponde che è una bella responsabilità, ma me la prendo volentieri, sono contento di questa fascia, adesso sta a me dimostrare di essermela meritata. Si aspettava dopo l'addio di Insigne che il testimone passasse a lei, all'inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di Lorenzo, di solito poi il capitano diventa il più anziano del gruppo, però quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo, i miei compagni mi dimostrano tanta fiducia, adesso ho un dovere in più. Poi dall'interno ci offre anche una prospettiva da calciatore e da compagno di squadra di tutti questi di Mertens, Insigne, Spina, Koulibaly e Goulam. Infatti dice: quando in una rosa di 23-24 persone vanno via 6-7 calciatori è una buona percentuale. All'inizio qualche sofferenza c'è stata, ma grazie ai nuovi e ai giovani che sono tornati si è iniziato subito a respirare un'aria positiva. Sta nascendo un nuovo Napoli, è vero che abbiamo perso dei giocatori forti, ma ne sono arrivati altrettanti bravi. Per continuare a leggere l'intervista interessante sul Roma da parte di Giovanni Di Lorenzo, vi invito ad andare sul nostro portale calcio napoli24.it. Ultima notizia, leggiamo alcune dichiarazioni di Rafa Benitez, che dice: con me nel Napoli ci fu una crescita in termini di mentalità e ambizioni, gli azzurri da scudetto ad una sola condizione. Benitez ha lasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Andiamo a leggere la griglia scudetto secondo l'allenatore spagnolo. Dice: Inter e Juve sono tra le prime due che si contengono lo scudetto, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento. Questa è una battuta veloce della lunga intervista che comunque potete leggere sul nostro portale. È finito il tempo a nostra disposizione dopo aver letto le principali notizie di rassegna stampa. Vi rinnovo l'appuntamento a seguire Calcio Napoli 24 TV con il filo diretto quest'oggi pomeriggio e le altre trasmissioni. Ringrazio Emanuele Bernardo in regia.
la rassegna stampa è finita qui, vi auguro una buona giornata.